Buongiorno a tutti, oggi è martedì 2 marzo 2020 e con oggi sono 285 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto franco internazionale di Trieste. Ecco, come potete vedere in questo momento mi trovo sul pontone galleggiante, no? Alla base della gru Ursus, no? Su quella imbarcazione che sostiene questa enorme gru. E sono sceso qui in basso per farvi vedere delle cose. Prima di tutto vi dico che sto meglio. Come sapete una decina di giorni fa mi sono rotto un paio di dita del piede e insomma sta andando meglio, insomma sono in via di guarigione, piano piano insomma sta migliorando. Ecco, questo semplicemente per rassicurare tutte le persone che mi seguono e che mi vogliono bene, che si preoccupano appunto per la mia salute. Ecco, è andata bene, insomma, poteva andare veramente peggio e magari la prossima volta cercherò di far meglio per la gioia appunto di questo sindaco di Trieste e per questo prefetto Valerio Valenti, che come sapete insomma a causa proprio della loro inerzia, incompetenza, io oggi sono da 9 mesi su questa gru. Però questo magari gli torno sopra un altro momento. In realtà sono venuto giù per farvi vedere appunto quello che accade qua sotto, no? Perché in questi giorni non si fa altro che parlare di questo famigerato coronavirus, e poi in realtà poi ci distrae da quelli che in realtà sono i veri problemi di un paese e di una città. In questo caso sto parlando di Trieste, ma probabilmente ogni città avrà i suoi grossi problemi da risolvere, no? E nel frattempo veniamo distratti da questa cosa, da questo coronavirus, che poi non è nient'altro che poco più di una banale influenza, questo almeno a detta dei virologi, no? È pazzesco, no? Come delle cose irreali diventano dei problemi atroci, spaventosi, che terrorizza tutto il paese, perché ormai tutti i media mainstream, i giornali e social non fanno altro che parlare di questo coronavirus, e ci distraiamo da quello che sono poi i problemi concreti, reali della gente. Per esempio, guardate qua sotto. Ecco, questo è il mare sottostante la gru Ursus, e come vedete è infestato di schifezze, di scarichi fognari, di sacchetti di plastica, profilattici, c'è di tutto, assorbenti, e questo qua, vedete, è tutto il mare che così è tappezzato di questo scarica fognaria che poi fuoriesce da un canale che è proprio qua dietro, proprio dietro la gru Ursus. Vi avevo già mostrato un altro giorno. C'è un canale che dovrebbe scaricare dell'acqua proveniente da un torrente sotterraneo che passa sotto Trieste, ma che in realtà poi da anni, come sappiamo, scarica materiale fognario che non si sa come si immette in questo torrente, e lo scarica proprio sotto costa, qui praticamente a ridosso del centro della città, no? E facendo diventare il mare una sorta di cloaca. Ecco, vedete, guardate che schifo, a cielo aperto, dove il tanfo in certi giorni è veramente pestilenziale, addirittura, vi garantisco, si fa fatica a respirare, e gratta, addirittura irrita la gola, tanto è forte. C'è questa proprio fragranza di uova marcia che fa veramente vomitare. Questa è la città della Mitteleuropa, con vocazione turistica, attenzione, e ha un mare di questo tipo, come vedete,
una cloaca. Ecco, questo lo sappiamo, lo sanno tutti, no? A Trieste lo sanno tutti che succede questa cosa qua. Perché vi dico questo? Perché si fa passare per normale, appunto, schifezze di questo tipo, mentre una banale influenza diventa il terrore del paese. Questo è pazzesco, no? Come si riescono a spostare l'attenzione, no? Dai problemi reali e poi far diventare appunto un problema, un non problema, perché insomma stiamo parlando di un'influenza, diventa un fatto apocalittico, no? Mentre dovremmo, queste sono le vere cose veramente che dovrebbero preoccuparci, perché voglio dire, insomma, questo è sicuramente fonte di batteri, di infezioni, di tutto di più, insomma stiamo parlando di fognatura, guardate che schifo. E questo succede, no? Io posso testimoniare, potrei fare un filmato al giorno della fognatura che esce fuori da lì, no? Non posso filmare il tanfo purtroppo, però oggi a dire il vero non si sente, a onor del vero non si sente tanto, però insomma spesso qui l'aria è veramente fetida. E questa è la cosa pazzesca, come è pazzesco quando si fa, come riescono a trasformare per normalità, no? Il fatto che ci sia un essere umano su una gru da 9 mesi in balia di un sistema politico e istituzionale allucinante, no? Con un sindaco, no? Un sindaco che non mi stancherò mai di ripeterlo, per me è una cosa scandalosa che in una città come questa, una città dove c'è stato un campo di sterminio feroce, uno dei più feroci d'Europa, ci sia un sindaco, no? che saluta la gente, lo abbiamo visto, lo sappiamo tutti, saluta la gente col saluto romano. Un sindaco che ha il mito dal ventennio fascista, no? E per me è una cosa inaccettabile. Queste sono le cose che dovrebbero far spaventarci, no? Quello che si nasconde dietro il retropensiero di queste persone, no? Questa sottocultura primitiva che sta dilagando, questo è preoccupante e che ci fa appunto passare per normale tutto questo, no? E tutto questo diventa normale avere una fognatura così a cielo aperto, diventa normale avere un essere umano su una gru da 9 mesi, diventa normale che un sindaco si mostri davanti a delle bambine con il doppio dito medio. Pensate, questo sindaco, cioè, è riuscito a fare anche questo, cioè si esprime con una ignoranza, una volgarità sconcertante. Questo è il primo cittadino, che è quello che dovrebbe dare prima di tutti appunto l'esempio di civiltà, di sensibilità, di cultura, di attenzione, no? E invece saluta col saluto romano, si mostra davanti ai bambini col doppio dito medio, si esprime così, in questo modo, e la volgarità e l'ignoranza diventa la normalità, addirittura quasi diventa di moda, no? C'è questo che vorrei farvi notare, e dovrebbe farvi aprire gli occhi e spaventare veramente, altro che coronavirus. E queste le cose che dovrebbero farci indignare e spaventare, no? Perché? Cioè, pensate nelle mani di che razza di gente siamo, che gestisce le nostre vite, le vite dei nostri figli, la nostra salute, no? Sappiamo quello che ha fatto questo sindaco con la ferriera di Servola, no? Cioè, che doveva essere chiusa in 100 giorni, no? E questo grazie appunto a questi media, che per esempio sto parlando ovviamente della città di Trieste, ma ogni città avrà i suoi problemi, i grossi problemi da risolvere, e i suoi media che raccontano un po' le storie, come le storielle, come vogliono, come in questa città, oppure non le raccontano proprio, o se le raccontano a modo loro, però non raccontano, questa è la realtà, per cui fidatevi soltanto dei vostri occhi, delle vostre orecchie, del vostro naso, non
non di quello che vi raccontano questi media mainstream locali, no? A Trieste abbiamo il piccolo di Trieste, che lo sappiamo che è sotto il controllo di questo famoso finanziere De Benedetti, insomma sappiamo chi è, oppure di Trieste prima, che sappiamo insomma cavalca la stessa corrente politica del nostro sindaco, per cui ovviamente darà un'informazione un pochettino, come dicono qui, un ciccinin de parte, no? E la stessa cosa vale per questi pseudo social di informazione come Trieste Prima, sono de Trieste Se, Trieste Caffè, insomma. Che appunto fanno parte della corrente politica di questo sindaco, no? Guardate quanti gabbiani ci sono, no, oggi. Beh, uno a prima vista dice guarda che bello, quanti gabbiani ci sono, no? E in realtà questi gabbiani, dovete sapere, si nutrono di spazzatura che fuoriesce da questo canale. È per questo che qui ci sono sempre tanti gabbiani, perché in realtà loro cercano il cibo tra la spazzatura che galleggia in superficie e si nutrono delle schifezze, vedete, che trovano, perché purtroppo pesce evidentemente ce n'è poco. E questa è una triste realtà, no? Vedere i gabbiani che si nutrono di immondizia. Poi li vediamo spesso anche nei cassonetti della spazzatura a rovistare, no? Ormai i gabbiani si nutrono di immondizia. Ecco, guardate quanti ce ne sono, vi lascio solo immaginare quante schifezze ci siano nel mare qui davanti. Ecco, e questo volevo dirvi oggi. L'unica cosa di cui dobbiamo veramente e realmente preoccuparci non è certo del coronavirus, ma dell'inerzia, dell'incompetenza, delle furberie, delle cialtronerie politiche, istituzionali. È il vero virus, è il vero flagello di questo paese, della mafia, di questa cultura mafiosa che è dilagata in tutto il paese, da nord a sud, e che si è insediata, infiltrata, sedimentata e stratificata in ogni meandro politico e istituzionale del paese. Questo è il vero virus che sta divorando questo paese, sta uccidendo la gente di questo paese, non il coronavirus. Fate attenzione, aprite gli occhi, aprite il naso, aprite le orecchie, per l'amor di Dio, non fatevi ingannare da questa cazzata del coronavirus, che non serve altro che a spostare l'attenzione dai problemi reali del paese. Ecco, solo questo volevo dirvi oggi. Buona giornata a tutti.